Max Vidori, referente dell'Associazione Veneti per Veneti. Buonasera. Max Vidori, quello a Castagna, dice in pratica che mentre c'è una persona a casa la cosa giusta sarebbe chiamare la polizia e basta, se non ho capito male. Cioè, No, adesso non è chiamare la polizia quando uno c'è in casa, io pretendo che lo Stato mi difenda. Non ho l'obbligo di comprarmi un'arma e penso che sia sbagliato se io mi devo comprare un'arma per difendermi. Ma io credo che sia così nel patto sociale che uno Stato che si definisca tale o che abbia così l'ambizione di essere tale, di essere Stato, debba garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Purtroppo, senza entrare nelle cronache, ovvero meglio, analizzando la cronaca, ci accorgiamo che sistematicamente questo patto salta e allora probabilmente è giusto che lo Stato ritorni al cittadino la possibilità di difendersi. Non credo che, francamente non ho una posizione, come posso dire, determinata sul tema. Credo che sia giusto che innanzitutto la popolazione possa esprimersi su questo tema, si possa magari arrivare ad una posizione dello Stato che derivi da una consultazione della cittadinanza. Sarebbe il semplicissimo istituto del referendum, è previsto dalla Costituzione, perché non utilizzarlo su un tema così importante? Importante perché definisce non solo la legittima difesa, non solo il limite dentro il quale il cittadino ha diritto di difendersi, ma definisce anche quanto il cittadino ritenga che lo Stato può difenderlo. Negli anni purtroppo questa cosa è andata perdendosi. Lo Stato in questo momento ancora si arroga il diritto-dovere di difendere il cittadino. Sta nel patto sociale, però probabilmente è anche nella Costituzione. Sì, ma la Costituzione è la carta del patto sociale, se vogliamo, no? Fra i cittadini e lo Stato. Ecco. Bene, l'imprenditore, d'accordo come avvocato, gli imprenditori e i professionisti sono stati un po' lasciati, diciamo, non si parla perché sicuramente Max Vidori, voglio sentire la sua, fa più audience parlare di migranti, parlare di reddito di cittadinanza, però alla fine degli imprenditori non gliene frega niente a nessuno. Ma diciamo che è un tema che è stato in qualche maniera mosso non mi ricordo il suo nome, da Castagna, quando ha detto che il PD non ha saputo interpretare le necessità o comunque il sentito del paese, e a me è venuto da pensare in particolare del Veneto. Ancora di più il governo che c'è attualmente non ha saputo interpretare le necessità del paese, in particolare del Veneto. In questa terra da cui trasmettiamo, da cui l'emittente trasmette, c'è un tessuto di piccola e media industria che è il cuore pulsante dell'economia locale e che non ha usufruito, non ha potuto diciamo, avere nessun tipo di aiuto da parte di questo governo. Aggiungo anche una cosa, Max Vidori, che è la base elettorale della Lega, perché gli imprenditori, gli artigiani del Veneto, sono quindi le mogli, i figli che lavorano nelle fabbriche, le piccole imprese artigiane che sono la base dell'economia del nord-est, hanno votato in massa Lega, e io che ne conosco un po', sicuramente non possono dire in questo momento di essere stati favoriti o presi in considerazione dalle azioni di governo. No, ma infatti è abbastanza, come posso dire, contraddittorio e come posso dire, anche in qualche maniera difficilmente spiegabile questo continuo accampare la motivazione di essere in un contratto di governo che non consente alla Lega di sviluppare quelle che sono le sue tematiche, quelle che sono perlomeno le tematiche dei suoi elettori. È abbastanza, ripeto, difficile da capire come giustificazione a fronte del fatto che ci sia così tanto consenso per questo esponente leghista che nei fatti non sta come posso dire, portando avanti quelle che sono le istanze storiche della Lega. Perché fa più audience sicuramente parlare dei migranti, dei problemi dei migranti, piuttosto che parlare degli imprenditori. Ma fa audience e l'audience dura il tempo di un mattino, dopo però bisogna anche andare sugli atti concreti che sostengono l'economia di uno Stato così grande poi come l'Italia in particolare,
e qui credo che purtroppo ci saranno rapidamente dei risultati negativi per il governo. Max Vidori, secondo lei questa voglia di sovranismo che è un po' diffusa, partita un anno e mezzo fa con l'Austria, poi Oban in Ungheria e adesso i nostri bravi paladini Matteo Salvini, che poi, come mi suggeriva giustamente Castagna, piano piano stanno retrocedendo, abbiamo fatto i duri con l'Europa, poi adesso invece 2%, chissà che male scenderà ancora il differenziale con il PIL. Ma allora dove andremo a finire? Ma allora, io credo che questo giro di opinioni sia emblematico di una situazione politica che è statica. Si tende, anzi, senza si tende, ci si spende per così, trovare la soluzione a destra o a sinistra. Mi viene in mente Gaber in questo momento. E si perde di vista l'obiettivo, no? Lo Stato che cos'è? Lo Stato non è una religione. Lo Stato non è un ideale da perseguire a tutti i costi, non è che si citava prima la Costituzione, non è che la Costituzione è scritta sulla roccia da Dio e è una regola imprescindibile. La Costituzione come simbolo di uno Stato. È evidente che lo Stato centralista, lo Stato di derivazione giacobina post-rivoluzione francese, eccetera, è arrivato al limite. Non c'è una soluzione che potrà trovare un centro-sinistra unito, non c'è una soluzione che potrà trovare Salvini salvando tutta l'Italia, tutta unita, tutta insieme, e tantomeno i 5 Stelle, che sono l'alter ego di quello che era la sinistra fino a qualche anno fa. Bisogna cambiare il paradigma di riferimento. Lo Stato deve essere concepito non come attualmente è, si diceva anche prima, addirittura il grande imprenditore, quello che mette le risorse, che rilanciano il volano, eccetera, eccetera, che null'altro è se non declinato in maniera diversa che il reddito di cittadinanza. No, bisogna cambiare, bisogna entrare in un modello che è quello svizzero, per esempio, dove lo Stato è leggero, non esiste. Il gettito fiscale che la capitale svizzera chiede, inteso come riferimento della Confederazione, è poco meno del 10%, poco più del 10% del totale del gettito fiscale. Allora, nel momento in cui daremo ai territori, e qui mi rilaccio all'autonomia che è stata richiesta dal Veneto, ma io sono un indipendentista, chiederei anche di più, nel momento in cui i territori possono autogovernarsi, si toglie giù, si tira via questo baraccone che è lo Stato centralista di cui tanto ci si scanna per difendere, e allora ci sarà il cambio di marcia che sarà economico, veloce, al passo con i tempi, non sarà di chiusura, sarà di apertura, sarà uno sviluppo finalmente reale di una terra che amiamo, soprattutto noi veneti, che si chiama Italia, ma che non rappresenta una realtà statuale, non sta insieme, è un esperimento fallito 155 anni fa. L'ho visto con un manifesto prima, cos'è che... no, ma questo manifesto è una cosa... No, ma Castagna mi ha dato il destro per una battuta. Non bisogna cambiare lo stato delle cose, bisogna cambiare lo Stato. Qua mi fermo e dico invece, volevo fare un piccolo annuncio. Io insieme a un gruppo di amici abbiamo costituito un piccolo comitato che si chiama tuttora Veneti per Veneti. Ci tengo, utilizzo il media nazionale e in diretta soprattutto perché abbiamo raccolto così nel giro di poco più di 20 giorni, grazie alla solidarietà di persone normali, senza utilizzare lo Stato, senza utilizzare le istituzioni, abbiamo raccolto più di 20.000 euro per devolvere alla mia terra. Io sono bellunese, che è stata colpita così duramente, e voi l'avete anche seguita, questa vicenda, dal clima poco più di un mese fa. Volevo avvisare che, siccome il progetto era di dare questi soldi in mano alle persone, direttamente alle persone, saltando proprio il vincolo istituzionale che vieta ai comuni, alle regioni, allo Stato di dare soldi cash alle persone che ne hanno bisogno, è proprio vietato dalla legge, quindi i soldi che vanno alla regione non possono essere dati alle persone che ne hanno bisogno. Noi abbiamo deciso di fare così come una raccolta privata proprio per poter dare un aiuto alle persone. Stanno arrivando i primi nominativi, ma abbiamo avuto un problema proprio di ordine, fatalità in Italia, burocratico. Quindi non siamo riusciti a consegnare i soldi il giorno 6, che è il giorno di San Nicolò, che nel bellunese è particolarmente sentito. Lo consegneremo il prossimo weekend, nel corso della prossima settimana, durante il weekend. Abbiamo già identificato quasi tutti i destinatari, sono persone
fisiche, persone anziani, famiglie che hanno avuto danni importanti nella casa e che hanno bisogno di un aiuto concreto. Gli porteremo un 2.500 euro circa cash che possono spendere subito e magari risolversi una piccola emergenza senza aspettare l'ISEE, la graduatoria, il finanziamento, il rimborso e tutto quello. Lodevole questa iniziativa, ci farebbe piacere appunto che magari darci documentazione, qualche foto volentieri.